Ciao amici di Cucina con Emidio. Oggi prepariamo l'impasto per fare la pizza. Prendo 600 g di farina di tipo 2, mezzo litro di acqua tiepida, del lievito di birra, circa 30 grammi, un cucchiaio di sale, dell'olio extravergine di oliva. Nell'acqua verso dentro un panetto intero da 25 grammi, aggiungo altri 5 grammi circa, con un cucchiaio giro fino a sciogliere. Versiamo un cucchiaio raso di sale. Una volta che si è sciolto e si è amalgamato con l'acqua, facciamo un foro all'interno della farina. Iniziamo a versare una parte di acqua con il lievito e mano a mano che si asciuga aggiungiamo l'acqua. Quando sta per rapprendersi il tutto, versiamo dentro un cucchiaio di extravergine di oliva. Continuiamo a mescolare. Versiamone leggermente nella mano. Sulla tavola. Quando la pasta la vedete morbida e compatta, vuol dire che è pronta. Alla fine allungatela e la dividete in 3 parti. Utilizziamo una teglia e dei canovacci. Spargiamo un po' di farina alla base della teglia, dove poggiamo il pane, e chiudiamo. Il tutto deve essere posto sotto le coperte. Il tempo che lasciamo l'impasto a riposare è di circa 3 ore. Adesso inizio a preparare il ripieno. Ho preso 2,5 kg di pomodori. Li ho lavati, li taglio a pezzi grossi e li metto ad asciugare. Per fare savrazzira sarda ci vogliono dei pomodori molto maturi. Quando abbiamo finito di tagliare tutti i pomodori, mettiamo il sale abbondante. Quando ho scolato la prima parte di acqua, ho messo all'interno un coperchio e un peso di circa 1 chilo, di modo che pian piano il pomodoro venga pressato e aiutato a perdere l'acqua. Passiamo al ripieno per la pizza o savrazzira sarda. Del basilico, dopo averlo lavato lo sminuzzo dentro i pomodori. Ho utilizzato una ventina di foglie di basilico fresco, uno spicchio d'aglio. Lo faccio a fettine dopo averlo privato dell'anima. Aggiungo un po' di sale, perché l'altro lo ha perso con l'acqua, e un po' di origano. Giriamo tutto, lo mettiamo da parte e lo lasciamo insaporire. Ho portato qui la pasta per vedere a che punto è, quindi la rilavoriamo. Facciamo dei panetti rotondi e li rimettiamo a lievitare. Prendiamo degli Scottex, li bagniamo di acqua e li posiamo sopra i panetti, di modo che restino umidi. Chiudiamo come abbiamo fatto prima e andiamo a mettere la teglia nuovamente sotto le coperte. Siamo giunti al momento di preparare le pizze e infornarle. Iniziamo a togliere il primo pezzo che abbiamo fatto lievitare. Spargiamo un po' di farina nel fondo, iniziamo ad allargarla per preparare la pizza.
Mettiamo un filo d'olio nella teglia, lo spalmiamo, infariniamo e ci posiamo sopra la nostra sfoglia. Un pizzico di pepe e un filo di sale. La tiriamo su, chiudiamo bene la pasta. Un filo d'olio intorno, lo spalmiamo, la mettiamo in forno a 220 gradi per mezz'ora, 40 minuti. Sto preparando l'ingrediente da aggiungere alla seconda, che sarebbero le melanzane al funghetto. Adesso le metto sul fuoco e le faccio cuocere. Ho messo il sale e un po' di prezzemolo. Prepariamo la seconda razzira sarda. Quando ha raggiunto lo spessore voluto la lasciamo. Facciamo lo stesso come prima. Un po' di olio, spennelliamo, ci mettiamo della farina e ci posiamo sopra la nostra pasta. Mischiamo le melanzane con i pomodori e andiamo a mettere all'interno. Mettiamo dell'extravergine sopra, un po' di sale, pepe e andiamo a chiudere come abbiamo fatto prima, sollevando e chiudendoli in cima. Andiamo a formare un vulcano. Questo è come deve venire la pizza da infornare a 220 gradi. Savrazzira desantuilu è pronta. Dimenticavo di dirvi che il terzo pezzo è servito per una pagnotta.